Nel giorno in cui sono state sforate le purtroppo 2000 morti in Friuli Venezia Giulia dall'inizio della pandemia, nel giorno di un nuovo DPCM con misure ancora più restrittive e nel giorno in cui, lo scopriremo tra poco, il Friuli Venezia Giulia si ritroverà nelle prossime ore probabilmente in zona arancione, in un'Italia bicolore che sarà arancione e rossa, c'è un'altra grana da risolvere, molto pesante, l'abbiamo affrontata ieri, lo avete appunto saputo da tutti i telegiornali, quella della crisi di governo. Subito ci colleghiamo anche perché la liberiamo poi per altri impegni istituzionali. Deborah Serracchiani, parlamentare del PD, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, allora la prima domanda più che altro è una mia curiosità, visto anche che lei ha lavorato a fianco con Renzi, cosa è successo a Renzi in queste ore? Voi immagino non percepivate fino a un mese fa o 2 mesi fa questo sfogo e questa crisi di governo così improvvisa? Ma intanto il Partito Democratico ha cercato di lavorare in tutti questi mesi, anche in queste ultimissime ore, per cercare appunto di ricomporre quella che secondo noi non doveva neanche essere una crisi, ma per i motivi che lei ricordava all'inizio. Stiamo parlando quotidianamente di morti, di una pandemia in corso, di un'economia che fatica davvero sotto i colpi della pandemia e immaginare che io e lei oggi non stiamo parlando del recovery fund che abbiamo approvato 2 giorni fa per 220 miliardi, ma che stiamo parlando di una crisi di governo, sinceramente sembra a me surreale, figurarsi ai telespettatori che ci stanno guardando adesso. Se lei mi chiede cosa è successo a Renzi, io non glielo so dire fino in fondo, perché a me sembra veramente un atteggiamento irresponsabile che non attribuisco a chi è stato Presidente del Consiglio di questo paese straordinario e mi dispiace anche da un punto di vista personale per la vicinanza che abbiamo avuto. Credo però che sia stato veramente un errore anche perché c'erano tutte le condizioni per cercare di rilanciare l'azione di governo, perché non tutto è stato fatto bene, perché sicuramente di fronte ad una pandemia di queste dimensioni e i problemi che stiamo affrontando, anche aggiustare il tiro delle decisioni, migliorare il testo del Recovery Fund, cercare di rafforzare appunto l'azione di governo, credo che sia un dovere di tutti e ovviamente nessuno deve tirarsi indietro, però non è che queste cose le ottieni facendo cadere il governo. Oggi facendo cadere il governo, ecco, tanto per darle un primo risultato, abbiamo sospeso i lavori dell'Aula e oggi avremmo dovuto approvare e convertire in legge il decreto Covid, quello che si è occupato delle restrizioni che abbiamo affrontato fin qui. Ecco, infatti, Per dirle che insomma questo è il problema. infatti onorevole, volevo proprio chiedere questo perché ci stanno arrivando anche dei messaggi in queste ore, magari di esercenti, magari un po' spaventati e chiedono se i ristori sono al sicuro, perché se i lavori dell'Aula magari si fermano e cominciano ad andare in attrito i vari partiti e adesso andare a cercare caccia ai responsabili o altre forme di governo, qualcuno chiede, ma i ristori sono al sicuro? Arriveranno? Guardi, noi oggi abbiamo fatto, anzi sono anche ancora in corso, credo, in parte le conferenze dei capigruppo sia alla Camera che al Senato. Il Partito Democratico ha chiesto, si è appellata a tutte le forze di maggioranza e di opposizione, ma devo dire che c'è da questo punto di vista anche un fronte comune e trasversale, che ci sia appunto il dovere di mettere in sicurezza tutte quelle che sono le azioni che riguardano e interessano i nostri cittadini. Quindi mettere in sicurezza il recovery, mettere in sicurezza i ristori, mettere in sicurezza tutte le norme che riguardano le restrizioni e tutte quelle decisioni che devono essere prese anche nelle prossime ore. Mi riferisco ad esempio al piano dei vaccini, alle ordinanze che deve prendere il Ministro della Salute. Insomma, ci sono talmente tante cose da fare che non possiamo permetterci uno stallo, né possiamo permetterci che queste cose così importanti passino in secondo piano rispetto a questa crisi di governo. Per cui dai capigruppo è emersa anche la necessità di un passaggio parlamentare della crisi, diciamo così, e quindi si è chiesto da parte delle opposizioni e con l'accordo anche della maggioranza che venga in aula il Presidente Conte, che sarà alla Camera lunedì pomeriggio e al Senato martedì mattina, e sarà un passaggio evidentemente molto molto importante. In questo momento la gente magari non vorrebbe sapere i vari giochi di palazzo, ma ovviamente c'è il futuro dell'Italia in questo momento in piedi, ma un partito come il vostro, strutturato, vorrebbe ancora Conte come presidente, come capo del governo?
Oppure ci sono Guardi, altri tipi di soluzioni? noi vogliamo che ci sia un governo forte, autorevole e soprattutto europeista. Insisto su questo, soprattutto europeista, perché noi abbiamo ottenuto 220 miliardi di euro perché c'era questo governo e perché ci siamo impegnati e abbiamo ritrovato una centralità in Europa. Se dovesse cambiare questo governo, se questo governo dovesse perdere quell'autorevolezza, se non si dovesse ritrovare una maggioranza, purtroppo, come accade, anche la Costituzione lo prevede, ovviamente salvo le prerogative del Presidente della Repubblica, se non ci sono maggioranze all'interno del Parlamento si va al voto. Noi stiamo cercando di lavorare perché questo governo continui con un forte rilancio della propria azione e che sia un governo che veramente possa accettare e vincere le sfide che abbiamo davanti, che sono sfide veramente, veramente molto impegnative. Senta, io leggevo anche sui giornali, qualche giornale o anche qualche sito, già da ieri sera qualche nome, circolava anche il suo. Inutile nascondersi. Guardi, metta da parte le chiacchiere. Io faccio in questo momento il Presidente della Commissione Lavoro, posso assicurarle che è durissima perché c'è una preoccupazione vera sui temi del lavoro. Io credo che in queste ore noi già adesso dobbiamo iniziare continuare il lavoro che stiamo facendo perché il 31 marzo è vicino, finirà il divieto di licenziamento, finiranno gli ammortizzatori sociali e dobbiamo continuare a lavorare perché le persone non perdano il posto di lavoro e anzi ricomincino a lavorare laddove si tratta di attività chiuse. Per cui veramente metta da parte questo, se vuole facciamo una puntata intera dove parliamo di recovery e della possibilità veramente che abbiamo di rendere più moderno il Paese e anche di tutti i problemi che riguardano il lavoro, ecco, anche della nostra regione. Ecco, allora approfitto, visto che lei è all'interno della Commissione Lavoro, se questi ammortizzatori sociali continueranno fino a quando? Magari qualcuno vorrebbe sapere. Allora, con i ristori sicuramente ci sarà un ulteriore finanziamento degli ammortizzatori sociali proprio per evitare che ci siano dei momenti di buco e quindi è evidente che dovremo lavorare per prolungare i tempi degli ammortizzatori sociali anche dopo. Sul divieto di licenziamento ovviamente non possiamo pensare che dall'oggi al domani questo finisca, né possiamo pensare di prolungarlo, anche perché prolungarlo senza una data di fine comporta una possibilità di incostituzionalità della norma. Pertanto quello che dobbiamo fare è lavorare già adesso per uscire gradualmente da una situazione straordinaria e investire tantissimo sulle politiche attive del lavoro, perché le persone devono essere formate, devono essere riqualificate, devono essere messe le condizioni, le imprese devono essere messe in condizioni per avere e cercare, trovare, formare le persone di cui hanno bisogno e abbiamo soprattutto la necessità di cercare di salvaguardare quelle nostre imprese che rischiamo di perdere in un momento così difficile. 30 secondi veramente dopo la lascio, con Renzi è finita. Ci eravamo tanto amati, addio. O ciaone, come vorrebbe dire lui, non lo so. Mi pare molto molto difficile dopo un errore che ritengo imperdonabile come quello di ieri e dopo anche le parole che ieri sono state utilizzate, perché le parole hanno un peso, sono state parole molto dure, quelle usate dal Presidente Renzi in conferenza stampa. Io credo oggettivamente che sia molto 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 difficile ricucire con Italia Viva. Perfetto, la ringrazio, in bocca al lupo, buona serata e buon lavoro. Crepi, grazie, buon lavoro, buon lavoro. Bene, grazie allora all'onorevole Serracchiani e andiamo a sentire invece il parere del centrodestra in regione e soprattutto quello degli onorevoli del centrodestra che vogliono invece elezioni subito. Elezioni subito o quantomeno una proposta alternativa credibile. Questi i messaggi che arrivano dal centrodestra dopo la crisi di governo aperta da Renzi. Il premier Conte, salito al Quirinale, ha detto al presidente Mattarella che riferirà la situazione alle Camere per un chiarimento. Sul futuro un punto di domanda. Per la Lega ora la palla deve passare agli italiani. Vediamo dei giochini di palazzo che sono veramente indegni. Sono indegni perché dimettersi in questo momento e fare una crisi di governo in questo momento credo che sia veramente irresponsabile. Possiamo condividere che Renzi finalmente si è reso conto con chi aveva a che fare. Certo è che adesso il tempo è veramente poco. Abbiamo chiesto oggi in aula al Presidente Fico di avere Conte in aula, di parlamentarizzare questa crisi e chiamare Conte in aula per vedere se ha ancora una maggioranza. Non c'è più tempo, dobbiamo dare risposte serie e concrete a questo Paese e quindi o si torna immediatamente al voto oppure per il nostro Paese non c'è più speranza.
Anche Fratelli d'Italia, con il capogruppo Luca Ciriani al Senato, chiede il voto immediato. Meno rigida, ha deciso a voltare pagina Forza Italia, che sa che i tempi sono stretti, anche perché da giugno scatterà il semestre bianco. Forza Italia non ha paura del voto, Forza Italia è pronta a dare un appoggio solo nell'interesse degli italiani e dell'Italia in questo momento, non un appoggio a un governo che non c'è. L'ho detto il Capo dello Stato, i responsabili raffazzonati non servono per fare una maggioranza, non danno garanzie per creare un governo che sia in grado di affrontare le grandi difficoltà del Paese in questo momento, e quindi penso che quella sia una strada che il Presidente Conte o chi per esso o chi pensa di percorrerla in questo momento sia una strada sbagliata. Tutto ruota quindi ai responsabili, a cosiddetti 15-20 senatori che Conte dovrebbe trovare per l'unità del governo. Vediamo su Repubblica le ultime notizie. Tabacci è responsabili, il leader di Centro Democratico che ha avuto un'impennata di iscritti nelle ultime ore, è pronto al sostegno al Premier. Non voglio consegnare il paese alle destre. Dall'altra parte un volto noto, quello di Pier Ferdinando Casini. Crisi di governo, un esecutivo sostenuto dai responsabili dice è un errore. Nel frattempo parlavamo prima con la parlamentare del PD, ex presidente della regione Deborah Serracchiani di Ristori. Volevamo tranquillizzare forse con questo messaggio anche gli esercenti che sentiremo più tardi. C'è l'ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio da 30 miliardi e questa è la richiesta nel Consiglio dei Ministri che è convocato proprio in queste ore, anzi alle 20:30 tra un'ora, il voto alla Camera mercoledì alle ore 16. E ora andiamo in pubblicità e poi sentiremo il mondo dei ristoratori e quello delle scuole. Non cambiate canale. Eccoci tornati in onda con Screenshot, ci colleghiamo sempre, se possibile, chiedo aiuto alla regia, un aggiornamento, proprio un ultimo minuto, possiamo dire, ultimo secondo, è uscito adesso sul Corriere, Conte lunedì si presenterà alla Camera per chiedere il voto di fiducia. È pronto all'offensiva in aula, Renzi mi vuole morto politicamente, questo avrebbe detto ai suoi. L'ex parla mentre Scilipoti dice ai responsabili c'è chi lo farà per il proprio tornaconto e chi per il Paese. Allora abbiamo in collegamento con noi Antonio Dalla Mora, presidente provinciale della FIPE. Buonasera Dalla Mora. Buonasera a tutti. Allora, il mondo della ristorazione vive un periodo critico, peraltro il nuovo DPCM imporrebbe nuove penalizzazioni ulteriori per l'asporto a partire dalle ore 18, che verrebbe praticamente annullato per quanto riguarda i bar. Sappiamo che ci sono degli esercenti sulla crisi di nervi, chiamiamolo in questo modo, che vogliono aprire comunque domani sera, tenere aperto ma anche sabato. Vogliamo sentire però la voce della categoria, la vostra, quella della FIPE Confcommercio. Beh, guardi, ormai non sappiamo più cosa aspettarci. Il governo, secondo noi, ha inanellato una serie di provvedimenti, uno peggiore dell'altro e, dati alla mano, uno più inefficace dell'altro, perché la situazione non è cambiata. E dopo un mese e mezzo di chiusure quasi ininterrotte, la curva dei contagi non si è abbassata. Questo innanzitutto a significare che probabilmente l'obiettivo che è entrato nel loro mirino, che sono i pubblici esercizi, non sono coloro che amplificano i contagi. E poi adesso non capisco se per non recedere da delle posizioni sbagliate, però sta di fatto che si tende a restringere ancora la maglia d'azione dei pubblici esercizi, quindi togliendo anche l'asporto dopo le ore 18, che era l'unico modo di sostenere le aziende da parte di chi non ha altra possibilità di lavorare. La verità è che gli esercenti vogliono lavorare e capiamo anche dal punto di vista umano le preoccupazioni che condividiamo quotidianamente, siamo vicini ai nostri associati e capiamo anche questa volontà di provare ad aprire, però non possiamo condividerla e abbiamo sconsigliato a tutti i nostri associati di farlo perché noi come associazione di categoria
promuoviamo il dialogo, a volte anche lo scontro duro con le istituzioni, ma mai in violazione delle norme, anche perché potrebbe comportare non solo delle sanzioni pecuniarie anche gravi, non solo pesanti, voglio dire, non solo delle chiusure protratte nel tempo da 5 a 30 giorni, ma addirittura si potrebbe anche arrivare a delle denunce penali, e noi non vogliamo esporre i nostri associati. Crediamo che i pubblici esercenti abbiano già pagato abbastanza. Vuole tutelarli praticamente e li ha anche avvertiti. Peraltro Dalla Mora l'abbiamo dato anche nel corso del nostro telegiornale, non so se ha potuto vederlo, una notizia di adesso che molto probabilmente, quasi al 100% da lunedì, anzi praticamente da sabato, visto che sabato al weekend è in arancione, da lunedì continuerà questa arancione anche in Friuli Venezia Giulia, in un'Italia che si troverà, diciamo, quasi monocolore o bicolore solo per pochi casi, totalmente arancione. Probabilmente potrà durare anche non qualche giorno questo, non una settimana, ma 2 settimane o 3 settimane addirittura. Questo sarebbe nelle intenzioni dell'esecutivo. Questo oltretutto vorrebbe dire praticamente avere sempre ristoranti e bar chiusi. Sì, però significherebbe avere solamente i bar e i ristoranti chiusi e null'altro, il resto delle attività tutte aperte. Ma se abbiamo verificato che dopo 1 mese e mezzo di chiusura dei bar e ristoranti la curva del contagio non è calata di una virgola, insistere con questa teoria io reputo che sia sconveniente, dannoso, pericoloso per un settore dove veramente tanti rischiano di non farcela. Questo incaponimento, tra l'altro, senza consultare in maniera tecnica e puntuale la categoria, è assolutamente sbagliato. Peraltro non porterà bene a questo governo. Peraltro questo divieto di asporto dai bar a partire dalle ore 18, perché qualcuno dice perché si creano assembramenti con gli aperitivi fuori dai locali. Questo succede comunque? Ma io non ho visto tanti assembramenti fuori dai locali. Può esserci stato qualche assembramento nei centri maggiori nel giorno della riapertura, dopo magari mesi di chiusura, però per il resto grossi assembramenti io non ne ho visti nella nostra regione, devo dire la verità. E comunque se si creano vanno salvaguardate quelle persone con i controlli. Abbiamo le forze dell'ordine, devono controllare, non si può derogare agli esercenti l'onere del controllo, perché non è il loro mestiere. Poi se uno si comporta male al di fuori della proprietà o della concessione per chi sta in centro e occupa suolo pubblico, cosa possono farci i gestori? Però al di là di ciò io non credo che ci sia questa fattispecie. E poi comunque è sbagliato come principio, bisogna disciplinare, bisogna controllare, bisogna sanzionare chi sbaglia, ma sarebbe come dire che siccome la più grande causa di mortalità in Italia sono gli incidenti stradali, allora chiudiamo le strade. È sbagliato. Bisogna fermare probabilmente chi utilizza lo smartphone magari alla guida, quello è il più grande problema. Assolutamente. Ecco, non sono magari le strade, con i problemi che magari possono avere, ma sappiamo insomma che alla fine l'utilizzo dello smartphone quello è dannoso. Va bene. E identicamente come chi utilizza lo smartphone bisogna fermare quei 4 poveretti che fanno le stupidaggini per strada. Certo. Però non fermare un settore che è vitale, perché qua il nostro settore rappresenta 400.000 imprese, quindi 400.000 famiglie e 1,5 milioni di lavoratori dipendenti, quindi un altro 1,5 milioni di famiglie. Sì, peraltro sappiamo insomma dai dati della FIPE che il 30% rischia anche di non aprire, immagino anche in Friuli Venezia Giulia dopo questa crisi. Purtroppo le proiezioni sono queste, dal 20 al 30%, ma probabilmente ci si sposterà sul 30% di esercizi che non ce la faranno a riaprire. Perfetto, grazie Dalla Mora, in bocca al lupo, buona serata. Grazie a voi Tor Vice Domini, saluti a tutti, buona cena. Arrivederci. Passiamo subito dal mondo della ristorazione, chiudiamo con il mondo della scuola, perché se c'è una zona che vive, abbiamo già detto nelle altre puntate, non in zona arancione ma in zona rossa, sono le scuole superiori, o meglio gli studenti. Domani oltretutto il Comitato Priorità alla Scuola
si ritroverà in prefettura, fuori dalla prefettura, per una sit-in di protesta. Malion Zorzut è con noi, dovrebbe essere in collegamento. Buonasera. Buonasera. Buonasera, non so se ha potuto ascoltare magari nel corso della puntata l'intervento dell'onorevole Serracchiani, ma anche di Dalla Mora, dicendo che i contagi non sono nei ristoranti, nei bar, ma non sono neanche secondo voi nelle scuole. Verrebbe da chiedersi dove sono questi contagi. Sì, ho sentito sia l'intervento della Serracchiani che l'ultimo intervento e diciamo che rispetto anche all'ultimo intervento mi accomuna il fatto... Sentite? Sì, sì, sentiamo benissimo. Ok. Mi accomuna il fatto che, diciamo, poi le attività devono essere disciplinate, no? Quindi, come deve essere disciplinata l'attività del bar, così deve essere disciplinata, e lo è, in misura credo molto maggiore, l'attività della scuola, cioè il controllo che abbiamo a scuola è sicuramente molto, molto forte. C'è un sistema diciamo proprio all'ingresso, no? E distanziamenti eccetera, quindi la scuola è certificata come sicura, no? Probabilmente non è sicuro il momento in cui i ragazzi partono da casa e arrivano a scuola, questa è la grande paura. In un anno non si è riusciti a raggiungere uno straccio d'accordo per quanto riguarda il trasporto dei ragazzi. Questo è il grande problema. Sì, ecco, per quanto riguarda il trasporto, diciamo che la posizione poi del Comitato Priorità alla Scuola è quella di partire con quello che è attualmente disponibile, no? Quindi se l'attualmente disponibile è qualcosa che permette di portare i ragazzi 2 giorni a settimana, va bene, partiamo con questo, perché 2 giorni a settimana vuol dire fare le verifiche e mantenere la socialità, mantenere il benessere psicologico e relazionale dei ragazzi e questo diciamo dopo un anno di confinamento diciamo che è diventato molto urgente. Infatti diciamo anche l'idea di poi riuscire a diciamo a parlare con la prefettura è proprio perché osserviamo che da un anno i ragazzi sono penalizzati da questa situazione, e invece riteniamo che ci sono diciamo le condizioni per ripartire, chiaramente migliorando tutto ciò che è migliorabile, quindi a livello di tracciamento, di tamponi rapidi. Voi avete paura, ecco, lei ha detto proprio tamponi rapidi, è quello che volete fin da subito, tamponi rapidi per tutti? Professori, insegnanti? Sì, studenti? E dopo anche chiaramente partire con diciamo la vaccinazione prioritaria degli insegnanti, diciamo tutte quelle iniziative che sono possibili e che permettono di aumentare la sicurezza della scuola. Ovviamente il problema è avere anche i vaccini a disposizione a questo proposito, cioè sappiamo insomma le difficoltà che ci sono nel reperimento. Insomma. Certo, diciamo che il discorso che facciamo noi è che intanto si può già partire perché già la situazione della scuola è sicura e il contorno può essere reso ancora più sicuro, non so, ispirandosi ad esempio a quello che avviene in Toscana o in Trentino Alto Adige, dove hanno gli steward, e noi da questo punto di vista potremmo usare ad esempio la protezione civile per controllare eventuali assembramenti alle fermate dell'autobus, proprio perché riteniamo che essendo un'attività prioritaria i mezzi per portarla avanti ci sono e quindi facciamolo. Chiaramente se dopo la situazione sanitaria dovesse peggiorare, allora come avviene negli altri paesi europei, anche la scuola diciamo deve pagare dazio e a un certo punto chiudere, ma non per prima, certo, ma per ultima, perché ecco, noi osserviamo questo. Ecco. Il problema è che in una zona, quella che sembra un'Italia arancione da qui e magari anche ai prossimi giorni, non certo per una settimana ma anche per 15-20 giorni, con una scuola che doveva ricominciare il 1° febbraio, forse è difficile che possa esserci questa speranza di far tornare i ragazzi a scuola dal 1° febbraio. L'ultima cosa che le chiedo, ve
velocissimo, avendo un ragazzo, insomma, essendo genitore di un ragazzo alle superiori, come la vive il suo figlio in questi momenti? Brevemente, veramente 30 secondi, una battuta. Difficile per il ragazzo che va al liceo Marinelli perché non sta andando a scuola, e un po' meno difficile per la ragazza che fa il liceo artistico al Sello, quindi per fortuna ci sono i laboratori e quindi può andare a scuola, e tra l'altro questo dimostra che è fattibile, si può fare. Va bene, grazie per la sua esperienza, utilissima a questo proposito. Zorzù, te la Grazie a voi, ringrazio. buona serata. Le auguro buona serata, quindi non resta altro che salutarci e vederci domani, come sempre solito ora 19:45 fino alle 20:15, non mancate con l'appuntamento con Screenshot e con l'intera programmazione ovviamente di Telefriuli. Arrivederci.